Buongiorno, sei pronto per il collaudo, Enzo? Buongiorno, Luca. Sì, sono pronto, quando vuoi. Dai gli ordini allora, io vado a cambiare. Va bene, a dopo, eh? Faccia quelle modifiche. Bene. Senti, Stefano, disponi pure per l'alloggio, eh? Scendiamo in mare subito. Sì, d'accordo. Andiamo in acqua. Porta. Tu, corretto. Via. Massimo può farlo. Sì, ma Paola sa solo che il bambino deve essere operato. Sta tranquillo. Mia sorella esagera. Pochi metri di profondità non gli possono fare alcun male. Paola è sua madre, dobbiamo anche capirla se si preoccupa tanto per Massimo. Mi sembra logico, no? Ma scusa, Luca, un quarto d'ora, mezz'ora al giorno di attività subacquea è proprio l'esercizio che ci vuole per Massimo. Lo so, ma dubito che Paola possa convincersi di questa necessità. Ma invece è questo il punto. Noi dobbiamo fare in modo che Massimo non si senta un invalido. Lasciamo che si distragga, che non pensi alla malattia. Lui ha la passione per il mare. Ebbene, noi ne approfittiamo. Non può fargli che del bene, non ti pare? Parlane con Paola. Andiamo.
Immersione equilibrata a 10 nodi. Aumento velocità. Stabilità perfetta. Pressione buona. I manometri rispondono. Tutto funziona. Benissimo, non dovranno aspettare. Sia ben chiaro, fino a quando il 51% delle azioni sarà in mio possesso, non si cede né a lusinghe né a imposizioni. Noi non fabbrichiamo biciclette. Come ben sapete, noi fabbrichiamo mezzi molto sofisticati. Abbiamo precisi impegni contrattuali che sono ad alto livello internazionale. Della nostra produzione rispondiamo anche verso il Paese. Ecco perché la decisione va subito presa. Vi prego di concludere. Ma non puoi pretendere da noi una deliberazione così. Il progetto del mini sommergibile è troppo importante, soprattutto in relazione all'impiego della nuova Lega. Lo ripeto, è una decisione che dobbiamo prendere ora. Una Lega che in effetti vale tutto il progetto. Tant'è vero che quella gente è disposta a pagare un prezzo altissimo. È enorme. A darci una barca di denaro. A questo punto, per risolvere le difficoltà congiunturali, non ci resterebbe che accettare l'offerta. A me sembra una valida alternativa. Certo, ma si tratta della tua alternativa, non della mia. Ascoltatemi bene, sono disposto a ragionare, ad accettare ogni sorta di consigli, suggerimenti. Ma non parlatemi di vendere. Questo mai. Mai è una parola che pesa. Ti sbagli. È la mia forza, invece. Accettare la tua alternativa significherebbe rinunciare per sempre ad ogni prospettiva di rilancio della nostra azienda. E il rilancio può avvenire soltanto con l'emissione sul mercato internazionale di un prodotto rivoluzionario. Noi abbiamo questo prodotto ora. E adesso è legata la fortuna della nostra azienda che deve continuare ad esistere. Ma potremmo perlomeno parlarne. No, assolutamente. Signori, la seduta è tolta. Se ho ben capito, Luca, dovremo conoscere le decisioni di questo consiglio di amministrazione dalla lettura dei verbali. Al contrario, ve le confermo immediatamente. Attuazione del progetto in quanto siamo in grado di autofinanziarci. Ne soffrirà il nostro dividendo previsto, ma non ho altra scelta. Se voglio continuare a garantire a tutti un dividendo. Vogliate scusarmi? Ho fretta, buongiorno. Bene, buongiorno. Buongiorno, ingegnere. Buongiorno. Sì, no, mi aspetto. Sì, grazie.
Accomodati, John. Professore, buongiorno. Buongiorno. Prego. Thank you. Grazie. Allora, Luca, parlami del piccolo Massimo. C'è qualche fatto nuovo? Purtroppo gli ultimi accertamenti clinici rivelano un'accentuazione della stenosi. Quando mi hai scritto che accettavi di venire in Italia per operarlo, ho creduto ad un miracolo. Ti ringrazio, John. Ma non dire sciocchezze. Sono contento di rivederti. E sono contento di adoperarmi in qualche modo per tuo figlio. Mi dispiace soltanto di non poter seguire le fasi del periodo post-operatorio. Fra 3 giorni dovrò assolutamente essere a Berlino per un altro intervento. In America l'estate scorsa mi hai detto: su questa terra è un'insolenza vivere per se stessi, giorno dopo giorno, senza problemi. E il tuo lavoro? Ho saputo che stai facendo grandi cose. Troppe, vuoi dire? Mi occorrerebbero le giornate di 48 ore per poter far fronte a tutti gli impegni. Vedi? Nemmeno tu sei un edonista. Salta, Kazan! Così, bravo! Su, salta ancora! Su! Non così, più in alto! Su! Stai ingrassando troppo! Più in alto, t'ho detto! Su! Salta! Ora vai a nasconderti! Su, vai a nasconderti, ho detto! No, ti ho visto, sai! Stai dietro l'aiuolo! Non muoverti, capito? Smettila di spiarmi! Avanti, ora vieni a provare la palla se ne sei capace, su! Ah, me l'hai fatta ancora, Furbacchione, dammela! Mio cognato è formidabile, non solo in fabbrica, ma anche con mio figlio. Lo sta educando a sua immagine e somiglianza. Già, ha immagine e somiglianza dei pesci. Ma io veramente non so se sia un bene, ma mio fratello è talmente sicuro dei benefici effetti del mare che non esita, sì, che non esita a portare Massimo sott'acqua con sé. Sì, può farlo senz'altro. Grazie. Grazie, John. Questo mi tranquillizza molto. Se devo dire la verità, ero un po' preoccupata, ma ormai credo che il problema sia completamente risolto. Dopo l'operazione, dopo Massimo potrà dedicarsi allo sport subacqueo quanto vuole. Massimo, vieni! Massimo, c'è il professore! Kazan, è arrivato il famoso chirurgo americano. Andiamo a sentire come vuole cucinarmi. Ma non ne parliamo nemmeno, John. Sarai nostro ospite. Ti ringrazio, Paolo, molto gentile. Ah, ecco Massimo. Vieni, tesoro. Buongiorno, professore. Ciao, Massimo. Come va? Bene. Buongiorno, ciao. La mia assistente, dottoressa Prime. Professore, questo è Kazan. Può venire in clinica a farmi compagnia quando sarò operato? Casani è il tuo migliore amico, vero? Sì, e so anche che gli farebbe molto piacere stare con me. E allora il tuo amico potrà starti vicino. La ringrazio. Io mi annoierei senza Kazan e lui si annoierebbe solo qui in casa. Mi creda. Capisco, ma adesso devo visitarti. Sei pronto? Sì, certo. Dove andiamo? Per di qua. Vieni, Kazan. Girati. Vestiti. Ok, professore. C'è questa grande ectasia postenosi. È evidente. Una stenosi della polmonare piuttosto serrata. Sono grave, professore. È una domanda che non significa nulla in questo momento, Massimo. Devi chiedermelo dopo. Ah, ho capito. Dopo l'operazione. Sono sicuro che glielo chiederò. Bravo, Massimo. Sei già un uomo. Vorrei che tutti i miei ammalati fossero così. Come sei tu. Davvero, professore? Certamente, campione.
Chissà, forse un giorno mi porterai sott'acqua con te. Hai sentito, Kazan? E per te quando sarà la volta buona, eh? Pifone, pifone! Su, torniamo di là. Vedrà che spettacolo meraviglioso. Davvero? Pesci colorati, caverne profonde, piante vive. Miei cari, avete un figlio eccezionale. Come sta, John? Non ora, mamma. Glielo devi chiedere dopo che mi avrà operato. Massimo ha ragione. Interverremo dopodomani, ma è meglio ricoverarlo subito. Certamente. Non preoccupatevi. Andrà tutto bene, Paola. Via, non essere così triste. Sorridi. Coraggio. Andiamo. Oh. Stai giù, che hai capito, testone? Il professore rimane con noi. Questo cane ha il cuore negli occhi ed è il più irrequieto della famiglia. Tocca a te farlo stare tranquillo, solo a te. Vieni, Kazan, andiamo in giardino a giocare, che dopo ci aspetta la clinica. Lasciala, su. Adesso prendila. Prendila, su. No, sei scorretto, dammi. Buonasera, ingegnere. Arrivederci. Buonanotte, ingegnere. A domani. Ingegnere, buonasera. Ciao. Siamo a buon punto, vero Luca? Qualche incertezza sulla fusione della Lega, ma risolveremo. Il tuo mini sommergibile conquisterà i mari. Arrivederci, a domani. Ciao. John ha già tutto predisposto in clinica. E Massimo? È molto tranquillo. A tra poco. Dietro? Dietro! Dietro!
Chi c'è? Pietro, sei tu? Pietro, chi era? L'hai visto? No, mi ha colpito all'improvviso ed è fuggito. Tieni gli occhi bene aperti, mi raccomando. Non dubiti, ingegnere. Buonanotte, signor Luca. Buonanotte. Sì, non c'è dubbio. Ma ora sappiamo di essere in lotta col tempo. Dobbiamo finire al più presto il prototipo, in modo da togliere ai nostri nemici, chiunque essi siano, ogni velleità. Potremmo servirci di una collaborazione esterna. No. Mi attirerei maggiormente le ire del Consiglio di amministrazione che già vede ridotto il dividendo azionario. Mio caro Enzo, dobbiamo cavarcela da soli. Fai in modo di aggiungere un turno di lavoro, aumenteremo il numero degli esperimenti e questo ci avvicinerà alla soluzione. Chi può essere? Sarà forse qualcuno dei nostri?
Che fate? Chi siete? Turisti. Muoviti. Sì. È andata. Bravi, tutto ok. Sistematelo sul lettino. È stato rapito il figlio dell'ingegner Valdesio. Veniamo subito alla clinica. Valdesio, ascolta bene perché non ripeto. Abbiamo tuo figlio. Non fare nulla. Non parlare con nessuno. Sì, ma attenti. Il bambino è malato. Presto saprai quello che vogliamo. Sì. Pronto? Pronto? L'hai mancato. Anche stavolta? Questa è una clinica, capitano, non una banca. E la sorveglianza è soltanto a scopo sanitario, non certo adatta a sventare rapimenti. E il personale di turno, come le ho detto, era tutto Dov'è presente. mio figlio? L'avevo affidato a lei, Basili. Dov'è? Sono rammaricato, ingegnere, ma come prevedere una cosa simile? Doveva prevederla. Doveva mettere qualcuno di guardia. Ha capito? L'avrei fatto se mi fosse stato richiesto. Ma è inaudito. Mio figlio è stato rapito in una clinica e per giunta sotto gli occhi di decine di persone. Perché tante sono le presenze in questa clinica, esatto? A che ora è avvenuto il rapimento? All'alba. Non ricordo altro. Sono stata addormentata col cloroformio. Signor Valdesio? Dica. Buongiorno, ingegnere. Sono il capitano Soleri. Buongiorno. È evidente che si tratta di un caso di estorsione. E chiunque l'abbia fatto sa che mio figlio deve essere operato immediatamente e che il chirurgo non può aspettare. Sa, insomma, che ho il tempo contato. Si faranno vivi al più presto, vedrà. Sa, oltre ai quattrini, cosa mi chiederanno? Di tener lontano i carabinieri. Proprio così, capitano. E poiché quello che voglio è subito e mio figlio vivo, la prego di non interessarsi in nessun modo a questo caso. La capisco, ingegnere, ma ci troviamo di fronte a un grave reato. E come lei ben sa, è nostro dovere operare per assicurare alla giustizia i responsabili. Comunque, agiremo con la massima riservatezza affinché nessun intralcio si frapponga alle vostre trattative. D'accordo, ingegnere? Grazie. E Kazan? Dov'è il cane? Quale cane? Allora deve averli seguiti.
Eppure sono sicuro che il cane gli è corso dietro. Da che parte? Già, da che parte? Signora, mi avverte lei quando devo servire il pranzo? Ah, sì. Pronto? Sei fregato, ingegnere. Ascolta attentamente e non dimenticare nulla. Soprattutto non dimenticare che noi disponiamo della vita di tuo figlio. Se vuoi che sia operato in tempo utile, devi cedere la formula della Lega. Preparati a consegnarci il progetto senza perdere tempo. Stai vicino al telefono e tieni lontani i carabinieri. Tuo figlio sta bene, almeno per il momento. D'accordo. Farò come volete. Pronto? 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 Dobbiamo assecondarli. Sono degli assassini senza scrupoli. Certo, Paola, certo. Consegnerò loro il piano segreto dell'invenzione. Purtroppo non ho altra scelta. Valdesio lascerà il progetto su un canotto a 2 miglia dalla costa. Qui, nel punto indicato dai traguardi. È assolutamente necessario rispettare i tempi esatti. Potremo seguire tutti i suoi movimenti standocene ben nascosti nel posto che sapete. Appena lui si sarà allontanato e dopo esserci assicurati che la zona è del tutto pulita,
non prima usciremo dal rifugio. Quindi ci impadroneremo di quei documenti. Sembra tutto facile. Tu sai quello che devi fare. E anche voi lo sapete. Certo che lo sappiamo. Allora nessuna domanda. Una sola. I soldi. Ah. Eccovi un anticipo. Il resto a cose fatte. Ok. Come hai fatto? Sei un vero campione, sei grande. Ce l'hai fatta. Lo sapevo che non mi avresti abbandonato. Dove vai adesso, Kazan? No, non puoi entrare. Sono chiusa a chiave. La chiave ce l'hanno loro. Capisci? No, no, stai giù. Senti, Kazan, devi nasconderti. Va a nasconderti. Su, svelto, nasconditi. Stai nascosto, Kazan. Ho fame! Ho fame! Parabutti, manigoldi, portatemi della roba che si possa mangiare, capito? Ma è impazzito, apri! Ho fame! Ma che ti prende? Che hai da gridare tanto? Che cosa vuoi? Mangiare, ma non quella schifezza. Ah sì, e sentiamo allora. Cosa dovremmo darti, eh? Niente, non voglio più niente, la fame mi è passata. Stammi a sentire. Io ne ho fin sopra i capelli di te. Il tuo pranzo è quello. O lo mangi o stai zitto. Hai capito, bamboccio? Questa storia della fame non mi convince. Il ragazzino deve avere in mente qualcosa. Non affaticarti il cervello, non ha nulla. È soltanto un moccioso viziato. Kazan, fai piano. Metti la chiave in terra. Posala giù. Adesso spingila sotto la porta. Sì. Sì, passala a me. No, no, da questa parte. Su, spingila. Spingila, Kazan, spingila. Così, bravo. Bello, Kazan. Sì, lo so che mi vuoi bene. Anch'io te ne voglio tanto. Shh, ma ora non possiamo perdere tempo. Dobbiamo uscire di qua, capito? Su, stai buono. Vieni. Torna su dal ragazzo e portagli un po' di latte. Ti piace dare gli ordini, eh? Ma sì, glielo porto. Nasconditi sotto il letto, svelto, Kazan. Ecco dove sta la chiave. Che ti dicevo.
È entrato qualcuno. Fermo. Via. Avevi un appuntamento? Dico a te. Chi è entrato? Siete entrati voi. Ci credi di prendere in giro? Dai, Kazan, così! Colpiscilo! Colpiscilo, idiota! Kazan, mordilo! Bravo, Kazan! Bravo, dai, Kazan, dai! Muoviti, presto! Così, Colpiscilo, non restare lì spalato! Vai, vigliacco! No, Kazan, fuggi, t'ammazza! Corri, corri! T'ammazza! Il cane! Romeo! E tu dove vorresti andare, eh? Fermalo! Non lasciarlo scappare! Fermo, sta fermo! Tienilo fermo, bestiaccia! Maledizione! Sparagli, Mario! Senti, non possiamo più stare qui. Dobbiamo andare via. Portate il bambino alla vecchia torre di guardia. Sì, va bene. Aiuto, aiuto! Non fatemi stonare! Buono, su, salta di, vai! Così. Vai giù, che dentro c'è l'osso, dai! Dai! Andiamo a prendere la lama. Pronto? Ci siamo, Valdesio. Hai ricevuto le nostre istruzioni? Sì, questa mattina. Allora sai perfettamente ciò che devi fare. Ci siamo. Eccoli, capitano. Molto bene. Vedo che ci intendiamo a meraviglia. La provenienza, Se vai. ti comporterai a modo senza fare il furbo, funzionerà tutto come un orologio. E non occorre che ti spieghiamo che è nel tuo stesso interesse. Sì, sì, va bene. Capitano Soleri, lei così non sta ai patti. Al solito, capitano. Un telefono pubblico. Che originali. L'intervento dei carabinieri mette in pericolo la vita di Massimo. E credi che io non lo sappia, ma non posso farci niente. E poi ho fiducia in Soleri. Sono convinto che non farà nulla di avventato. Ma come puoi esserne certo? Devi dirgli di non interferire. Sarebbe del tutto inutile. Fanno solo il loro dovere. Ragioniamo, non perdiamo la testa. Tra poche ore questa storia sarà finita e io non so che cosa darei perché nella memoria di Massimo non ne restasse traccia. Ti prego, Luca, ti prego, riportamelo. Non hai da dubitarne. Domani lo riavremo di nuovo con noi. Non devi preoccuparti. Potessi crederti. Pastore tedesco. Pastore tedesco Di sesso maschile. di sesso maschile. Dall'apparente età di anni 4.
Catturato ieri pomeriggio. Senti, ho la testa che mi scoppia, fallo smettere. Sì, subito. Muoviti. Au, ma la vuoi far finire? Te vuoi sta zitto? E piantala, piantala, piantala. State buona, brutta bestiaccia. Senti, vieni un po' qua. Su, dai da mangiare, così si calma. Sì, così mi stacca un braccio, ostrega. Ma che braccio e braccio? E dai che io tiro. Si magna, sta buono. E ora ti ha fame sul serio. E dove ti va? Vieni qui, maledetto! Io ho il Duncan, vieni qui! Attenetevi a quanto ci hanno chiesto. Dovete pensare a Massimo. Solamente a Massimo. Non tentate di salvare il progetto. Ma certo, tesoro. A tra poco, Paola. Pronto? È in ascolto, capitano? L'ingegnere Valdesi e il cognato stanno salendo a bordo del motoscafo. Hanno un involucro. Si tratta probabilmente dei documenti. Vieni qui. Vieni qui. Kazan. Ma chi cerchi? Non c'è Massimo. Non c'è. Vieni qui. Dove vai? Kazan. Dovremmo quasi esserci. Quelle punte del gabbiano hanno scritto 2 miglia al largo. Già, 2 miglia al largo su un canotto alla deriva. Io vorrei proprio sapere come faranno a recuperarlo. Così, allo scoperto. Non lo so. Senza dare nell'occhio, poi. Loro lo sanno. E lo sanno e come, mio caro. Sarei più tranquillo se il progetto fosse completo. Voglia Dio che sappiano che non abbiamo potuto terminarlo. Penserebbero certo ad un inganno. Ci siamo. Sì, è proprio qui. Questa è la posizione. I traguardi collimano, vedi? Tieni, mettilo nel canotto. Vai!
Fai presto. Qualcuno dalla costa potrebbe stare a spiarci. Calma, tutto quello che si può vedere dalla costa è uno sciatore. Sono pronti. Vai! Luca! Buono, Kazan. Allora, Ho lasciato il documento. Dobbiamo solo aspettare. Luca, guarda lì, è ferito. è arrivato come una furia appena siete andati via. Cercava dappertutto. Sembra che voglia dirci qualcosa. Cos'hai, Kazan? Che hai visto? Eh? Che stai cercando di dirci? Forse sa dove è Massimo. Dove vuoi andare? Sai dove è Massimo, vero? Lo sapevo, l'ho detto che aveva seguito il bambino. Andiamo. Ma dove volete andare? È pericoloso, non dovete fare niente. Seguiamo soltanto il cane, Paola. Dobbiamo seguire ogni traccia che ci conduca a Massimo. Potrebbe essere molto importante. Vedi com'è paziente? Guarda. Sì, forse hai ragione. Certo che hai ragione. Sbrighiamoci. Questa era la loro base, ne sono sicuro. Voglio sapere perché sono andati via. Andiamo a dare un'occhiata. Sì, ci potrebbero essere delle tracce. Che c'è, Kazan? Che c'è? Guarda. È del pigiama di Massimo. Continua a cercare. Va. Pronto? Paola? Hai voluto fare a modo tuo. Ascolta. Tuo marito è un idiota. Sì, un idiota e un pazzo. I documenti sono incompleti. Che cosa credeva? Che non ce ne saremmo accorti? Adesso non rispondiamo più della vita di tuo figlio. Luca, ma perché? Perché l'hai fatto? Aspettami. Ti spiegherò. Sì. Un idiota.
È successo quello che temevo. Paola ha ricevuto la telefonata. Credono che li abbiamo ingannati. La vita di Massimo dipende da quel maledetto pezzo di carta. Su, andiamo. Seguiamolo ancora. Laggiù, guarda. Avviciniamoci. Passa di là, presto, presto, va! Ma che ti serve la pistola? Carogna! Che ti serve? Parla, maledetto! Ma che vuoi? Pazzo! Dov'è il ragazzo? Dov'è mio figlio? Dov'è? Parla! Che ne so io dov'è? Parla! Non lo so! T'ammazzo! Jack, non lo so! Io non so niente. Senti, tutto quello che so è che l'hanno portato via di qua, ma io non c'entro, capito? Mi hanno solo pagato per tenere la bocca chiusa. Hanno detto che andavano in un posto dove nessuno l'avrebbe trovato mai. All'inferno! Avanza di galera! Presto!
è salito lassù. Raggiungiamolo. Trovalo, Kazan. Tu solo puoi salvarlo. Luca, guarda. Ancora il pigiama di Massimo. Sono certamente passati di qua. Si direbbe che hanno preso il mare. Siamo sulla stessa direttrice della consegna. I traguardi sono lì e lì. Te lo ricordi? Sì, è così. Non fermarti, Kazan. Cerca ancora. Su, via. No, non può essere un caso. Lo stesso posto, capisci? Quella è gente di mare, questo è un punto di riferimento. Sono partiti di qua il giorno della consegna. E Kazan ci ha portati proprio qua. Deve esserci un senso in tutto questo. Ma quale? Ecco cos'è che voleva dire l'uomo della torre. Che non li avremmo mai scoperti. Non perché siano lontani, ma perché sono nascosti alla perfezione. E lo sai dove? Qua sotto, in una grotta. Sì, per Giove, hai ragione. Non può essere altrimenti, e qui ve ne sono. C'è una sola cosa da fare, andare a vedere. Giusto, uniamoci di zavorra. Questo è affare mio. Sta qui, Kazan, e fa buona guardia.
smettila con quel fucile. C'è da ricaricare le bombole. Fallo tu. Allora, hai proprio deciso di morire di fame? Ti ho portato dei biscotti, mangia. Lascialo stare. Se non vuol mangiare, peggio per lui. Ti sbagli. Dobbiamo aver cura del marmocchio. Siamo pagati per questo, no? Mangia, non farmi perdere la pazienza. Ti ho detto di lasciarlo in pace. Sei tu che devi lasciare in pace me! Nasconditi, Massimo! Lasciami fare un Di mezzo, tu, togliti! L'urina carogna! Vieni qui! E fermati, morsoso! Bravo. Hai vinto, eroe. Meriti un premio. Basta, Massimo! Scappiamo!
Massimo! Massimo! Non muoverti! Tu? Già, proprio io. È una sorpresa, vero? Un momento. Quei due stanno morendo. Bisogna fare qualcosa. Dovevi pensarci prima, ingegnere. Adesso qualsiasi cosa possa accadere al ragazzo l'hai voluta tu. E sta attento che io non scherzo. Trattieni quel cane! Hai finito di fare il despota, il padrone. Devi ascoltarmi, Valdesio. Il tuo 51% qui non vale. Adesso il consiglio di amministrazione lo faccio io e senza maggioranza. Mi dispiace per te, ma il programma ora subisce una piccola variante. Eccoli, stanno arrivando. Non verrà soltanto tuo figlio con noi. Ci sarete anche tu e tuo cognato. Fallo smettere, ti ho detto! Buono. Basta! Ah! Pronto. Aquila 0 chiama Aquila 1, 2 e 3. Mi sentite? Rispondete, passo. Qui Aquila 2. Qui Aquila 3, siamo in ascolto. Qui Aquila 1. Aquila 0 ad Aquila 1, 2 e 3. Convergiamo su obiettivo. Basta così. Via. Portatelo via. Anche per te, brutto bastardo. Cammina, t'ho detto. Il mio vice direttore. Cosa vuole? Soltanto gli amici possono tradirci. Capitano, a mare ci sono Enzo e Massimo. Dobbiamo aiutarli. Ci penseranno gli uomini, ingegnere. Qui Aquila 0. A tutte le formazioni e ad Anatra. Proteggete Boa Rossa. Il battello sta puntando a largo. Pronti a bloccare la fuga. Pronti, fuori! Vai! Adagio. Piano. Massimo.
Figliolo, figliolo. Figlio mio, respira, respira, respira. Figlio mio, sono qui, Massimo, sono papà. Bravo, Kazan. Massimo. Tesoro mio. Papà. Papà, è finito tutto, vero? Sì. È tutto finito. È tutto a posto, caro. Dov'è la mamma? Lei è ancora in ansia per te, figliolo. Vieni, Massimo. Piano, piano, Kazan, piano! Sei stato in gamba. Hai voluto fare tutto da solo, ma ti debbo una botta in testa, ricordati. Tutto risolto? Laggiù in quella torre abbiamo lasciato altri 2 banditi. Beh, neanche lei sa rispettare i patti. Ma noi avevamo Kazan e lui non sa né leggere né scrivere. Già, abbiamo fatto tutti come Kazan, il nostro dovere. Allora, mini sub, di un po'. Lo vuoi fare un bel giro in elicottero? In fondo te lo sei meritato. Sì, magari. Portiamo anche Kazan, eh? Perché? Puoi dubitarne? Andiamo in volo, Kazan, sull'elicottero. Ingegnere? Sì. La signora la sta aspettando. Enzo, andiamo. Prego. L'idea dei bottoni è stata formidabile. Ero certo che Kazan avrebbe seguito la mia traccia. Dai, Kazan, vuoi restare a terra? Vieni, forza! Bravo, Kazan, bello! Bravo! Arrivederci, capitano! Senta la coda. Si sta meglio qua su, vero figliolo? Molto! Dall'inferno al cielo. È vero. Grazie di tutto. Bravi ragazzi, eh? Massimo, amore mio, avevo perfino paura di sperare e avevo torto. Amore mio. Stringi i denti ancora per un po'. La mamma ti sarà vicina. Non ho paura, mamma. Il mio ometto. Guarda, Massimo, anche Kazan apprezza. Ti ringrazio per la fiducia, amico, ma prima di tutto, calma. Kazan! Pensa a citarmi, Massimo. Kazan, sei favoloso.